Sono le 8:35 di martedì 13 gennaio 2026, quando dopo 423 giorni, rinchiuso nel carcere El Rodeo di Caracas, Alberto Trentini, il cooperante veneziano originario del Lido di Venezia, può rimettere finalmente piede sul suolo italiano. L'abbraccio intenso e la carezza con mamma Armanda, che ha sempre lottato per lui, un passo più indietro ad aspettarlo per accoglierlo la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il cooperante veneziano ha più volte ringraziato la Premier e l'Italia. Grazie, bene. Sì. Ho abbracciato mamma. Sì, È stato tanto pensiero, lo sai, vero? Sì, lo so. Grazie davvero, grazie. Stai scherzando? Grazie. Già poche ore prima, dalla sede dell'ambasciata italiana, con l'ambasciatore italiano a Caracas, il veronese Giovanni Umberto De Vito, che ha sempre seguito il caso, aveva detto: Sono libero e desidero ringraziare il Presidente del Consiglio, il governo italiano, il Ministro degli Esteri italiani, il corpo diplomatico che si è attivato e che ha portato a termine la liberazione mia e di Mario. Sono in partenza per l'Italia molto presto, non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia. Armanda Corus è emozionata e profondamente commossa. Appena arrivata la sera prima del tanto atteso e sognato incontro con il figlio, con la voce rotta dall'emozione aveva confidato: Io ho difficoltà ad esprimermi perché la gioia è immensa per quello, per la notizia di stanotte. Potete immaginare. All'uscita dall'aeroporto di Ciampino nessuna dichiarazione però per Alberto Trentini, mentre ha parlato a lungo il suo compagno di cella Mario Burlò. La famiglia Trentini ha preferito invece affidare il suo pensiero in una lettera letta dall'avvocata Alessandra Barberini. Siamo felicissimi, ma la nostra felicità ha un prezzo altissimo. Non si possono cancellare le sofferenze di questi interminabili 423 giorni. Ora vi chiediamo di rispettare il nostro desiderio di stare un po' raccolti, lontani dal clamore di queste giornate, per affrontare con tranquillità ed entusiasmo il futuro di libertà che ci attende. Quindi la partenza di Alberto Armanda in auto verso una località tenuta riservata, che potrebbe anche non essere subito casa e quindi il Lido di Venezia, ma in altra residenza, per riannodare i fili di una vita sospesa. Forse il luogo scelto potrebbe essere anche il Trevigiano. Da parenti alla finestra di casa Trentini si è affacciato nel pomeriggio papà Ezio. Comunque il Lido lo aspetta per suonare ancora le campane.